Presidente, è cominciato finalmente Make in Italy Festival, primo dibattito, si è parlato di infrastrutture e di contesti urbani all'altezza di un progetto di sostenibilità. Qual è il ruolo delle associazioni di categoria in tutto questo? Il ruolo, noi dobbiamo essere di stimolo perché sì, i sindaci ci sono, i professori ci sono, i relatori ci sono, ci devono essere anche le imprese, ci dobbiamo essere anche noi, siamo stimolanti. Abbiamo fatto questo insieme con Post Italy, l'abbiamo portata nell'Alto Vicentino e questa è una cosa che noi ci tenevamo molto perché l'Alto Vicentino ha bisogno di avere stimoli come questi. L'anno scorso anno zero per il Make in Italy, adesso anno uno, che cosa ci dobbiamo aspettare? Tanti eventi, tanti dibattiti come questo, interessanti, che dobbiamo ascoltare, dobbiamo interiorizzare, portarli anche dentro la nostra associazione, perché l'obiettivo di questo Make in Italy per CNA Vicenza è anche quello di far crescere la nostra associazione, i nostri dirigenti artigiani, il nostro popolo. È un'associazione che sembra dimostrare quello che è richiesto, insomma, un mondo sostenibile, un occhio sempre più di area vasta. Noi stiamo lavorando per l'area vasta. Quando si parlava di Verona, quando si parlava di inclusione del territorio veronese, che è poco veneto, molto magari di frontiera lombarda, il nostro progetto si estende nell'area veronese e ci stiamo lavorando da un bel po' di tempo, speriamo sia prossima la concretizzazione, un po' ci siamo già, sarà la nostra prima presidenza un po' assemblea, non presidenza, assemblea un po' allargata, quindi anche quella sarà l'assemblea dell'anno zero per CNA Vicenza.